Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a parlare di calciomercato. Poi stasera, verso le 11 meno 10, più o meno, verso più o meno le 11, arriverà il post partita della Juventus e dell'Inter e della Roma, scusate. Poi non mi ricordo se l'Inter gioca domani o oggi. Vabbè, in caso se gioca oggi ve la porto stasera. Vabbè, questo video parliamo di calciomercato. Abbiamo diverse notizie che vi possono interessare. Abbiamo una notizia per la Lazio, esclusiva. La Lazio sta avanzando per Fabian del Bologna, che attualmente gioca del Bologna. Mi piace sia alla dirigenza della Lazio, mi piace anche alla dirigenza, a Maurizio Sarri. Si chiama Maurizio, sì, vabbè, non me la ricordo. Piace anche a Sarri. In questo weekend, vabbè, prima della partita con il Napoli, quindi in giornata, e dopo la partita del Napoli, quindi in serata di domani, quindi domani sera, ci saranno nuovi aggiornamenti, nuove call tra Bologna e Lazio. Abbiamo una notizia per il Napoli, forza Napoli. Allora, Lorenzo Lucca piace molto a Fariol del Porto, perché il Porto, Nottingham Forest, Benfica, è uscito anche il Benfica su di lui, West Ham, Juventus, sono tutte interessate a Lorenzo Lucca e Napoli prenderà una decisione nei prossimi giorni, dalla settimana prossima, quindi lunedì o martedì, e prenderà una decisione riguardo alle condizioni di Lukaku. Però cioè, vi assicuro che verrà ceduto in qualche modo in questo mercato, in questa finestra di mercato. Il Napoli lo valuta all'incirca 30 milioni di euro. Poi abbiamo una notizia sul Lisbona che in questo momento sta avanzando le trattative per ingaggiare l'attaccante brasiliano del West Ham, Luis Guilhermes, si pronuncia così, non lo so, tifosi del West Ham e del Lisbona, ditemi qui sotto nei commenti, sempre se ci stanno. Il West Ham chiede 17 milioni di euro, di sterline, scusate, per la cessione del giocatore, dell'attaccante brasiliano. E lo Sport di Lisbona si sta avvicinando molto sulla cifra richiesta dal club. Poi un'altra notizia sul Napoli, questa qui è una notizia che riporta il mattino, che in cima alla lista del Napoli, oltre al nome ai vari nomi che stanno facendo di Copi Mainoo, Raspadori e roba varia, ci sarebbe anche Federico Chiesa, che ha la stima di Antonio Conte, che dovrebbe averlo già allenato, ma non mi ricordo. Vabbè, e, però il Napoli non, tra virgolette, non sa se prenderlo o no, perché per i vari infortuni, lo sappiamo, per gli infortuni che ha avuto in carriera e altri. Poi, come altra notizia di mercato, abbiamo una notizia sul Pescara e poi squadra di Serie B e poi chiudiamo qui col video. Allora, il Pescara è ad un passo dal difensore Alessandro Della Valle e si attende il via libera del Modena che deve prima interrompere il prestito dal Torino e poi appunto cederlo. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!